Naturalmente è ricostruita, lo vedete dall'eleganza, no? La base però ha suggerito una costruzione di questo tipo, è stata interpretata come il luogo in cui infilare la bandiera del patriarca quando era presente. Generale di lettura di questo castello, che premessa è stato, al di là di quello che ci apparirà oggi in una veste proprio umile, ha avuto una notevolissima importanza, perché era una delle sedi del patriarca di Aquileia. Il patriarca di Aquileia, come titolo, aveva come sua sede la città antica romana di Aquileia, che però, stiamo parlando ormai del primo medioevo, era decaduta, il porto era ormai inaccessibile, quindi aveva perso quella funzione di tramite tra l'Adriatico e l'Oriente che poi viene ereditata da Venezia. E quindi era una città fantasma in mezzo a paludi. Il patriarca risiedeva fondamentalmente a Cividale, che era la città, difatti Cividale vuol dire la città per eccellenza, no? Aveva perso l'antico nome di Forum Iuli, che veniva adoperato per indicare il suo territorio, quindi quella che è oggi la regione Friuli. Però risiedeva lì, però era il rapporto con la città, che era un comune, era molto difficoltoso, ne parleremo dopo, perché questi attriti portarono alla distruzione definitiva del castello. Un'altra sede era Udine, che venne incentivata con mercati, per esempio il mercato di Santa Caterina, che inizialmente non era un momento di svago, ma era un vero e proprio mercato, è stato dato per incrementare la forza commerciale della città, e il decreto patriarcale che lo istituisce è firmato proprio qui a Sofumbergo. Noi siamo arrivati per una strada che inizialmente non esisteva, che è stata fatta per facilitare lo scavo archeologico negli anni 72-73, 1972-73. Dove siamo noi probabilmente c'era un fossato che è stato riempito con parte del materiale di risultanza dello scavo. Lo sappiamo dalle testimonianze degli autori di questo scavo e anche da notizie archivistiche che parlano appunto di un ponte, quindi aveva il suo ponte levatoio, e anche una piazza davanti dove arrivavano i carri. Il percorso originario arrivava da lì, si può intravedere, adesso è diventato un viottolo. La voce popolare dice che il patriarca arrivava fin sotto a un certo punto dove erano le stalle, lì abbandonava la sua carrozza e saliva su una lettiga. Però una parte architettonica del castello che viene interpretata come porta carraia, e appunto questa notizia archivistica del fatto che arrivassero qui sulla piazza questi carri dice che era praticabile anche per carri. Qui c'era lo sbarramento della porta. A destra è possibile intravedere ancora qualche cosa confuso con la vegetazione, questa zona non è stata ancora esplorata, qui è stata abbattuta una parte delle mura, la seconda cerchia pressappoco coincide con quel muretto lì, e per dare respiro probabilmente alla chiesa non è stato ricostruito niente qua, dopo lo scavo. Questa era l'entrata, la presenza della chiesa così voluminosa, no? in relazione alla consistenza architettonica del castello, dice, e poi la visione proprio dopo, successiva, la faremo, no? dei due corpi, dice che la chiesetta originariamente era molto più piccola. Sì, il
castello di Zucco è successivo storicamente a quello di Cuccagna, che è la matrice, l'origine. È attualmente in fase di restauro, è inserito in un progetto con finanziamento europeo che lo trasformerà vorrebbe trasformarsi in un centro di accoglimento, scuola di restauro, convegni e anche negozi. L'outlet di Faedis. È successivo al castello di Cuccagna, la guida successiva vi dirà in che termini. Io volevo aggiungere qui, la chiesetta è molto tarda, della fine del 1500, dedicata alla Vergine del Rosario. Volevo dirvi un'altra roba invece. Proseguendo per la strada che noi abbiamo abbandonato, prima di arrivare a Canebola e alle Farcadice, ormai l'orientamento avviene attraverso agriturismi, Zaro, ecco, c'è 4 case, una borgata che si chiama Gradiscuta. Il termine appartiene alla lingua slava. Grad, di cui Gradiscuta è il diminutivo, significa castello. Si può vedere in Belgrado, la prima parte significa lucente, brillante, e la seconda parte castello. Sia Belgrado, capitale della Serbia, sia il nostro paese, Belgrado, giù nella bassa. Cosa voglio dire? Gli sloveni che hanno cominciato a venire di qua dietro la spinta di altre popolazioni, hanno occupato le nostre montagne, volevano impadronirsi anche della pianura, ma sono stati contrastati dai Longobardi, sono stati mantenuti sulle alture e pertanto nelle alture parlano tuttora i linguaggi di ceco-slavo. Quando queste famiglie isolate di slavi sono apparsi qua e si sono insediati, hanno trovato delle rovine che nella loro lingua hanno chiamato Gradiscuta. Quindi il paese di Gradiscuta probabilmente nasce dall'avanzo di una struttura difensiva che adesso non è visibile, ma probabilmente quelle 3-4 case di Gradiscuta oppure probabilmente la chiesetta rupestre di Santa Maria Maddalena subito sopra queste case è stata ricavata dalla spoliazione di questa struttura che probabilmente gli slavi si affacciano sulle nostre montagne verso il VI-VII secolo, non potevano altro che essere rovine romane. Questa è una via secondaria, ma di accesso all'area di Caporetto, è una via romana probabilmente, e nel tempo i Cuccagna erano stati incaricati dal patriarca e poi dai veneziani anche di presidiare questa zona. Le zone non perdono mai il loro valore strategico. Prima di accedere al piano delle Farcadice, qualcuno di voi saprà, c'è la chiesetta di Sant'Antonio, e sulla lapide c'è una dedica a un alpino, un soldato che durante la prima guerra mondiale col suo sacrificio ha ritardato quello che era l'invasione di Caporetto, che veniva anche attraverso questo passo molto più facile e meno contrastato rispetto a Cigliare. Adesso noi riprendiamo il nostro cammino. La collina è un'opera fortificata e si riesce a capire solo percorrendola dalla base fino su, no? Perché l'incastellamento avviene tra l'XI e il XIII secolo. Il castellano prima vive nel paese, cioè tutto l'incastellamento friulano è così, no? Vive in paese, organizza il paese, quando il paese è in grado di produrre un surplus sufficiente per giustificare la costruzione del castello, si costruisce il castello, no? Tant'è vero che la famiglia, che si chiama Auersberg perché vengono dalla Svevia, nel primo periodo si chiamano di Faedis, finché stanno giù, no? Finché
c'è l'organizzazione per poter costruire il Castello Alto. Dopodiché invece cambia il nome e si chiama Cucagna, un nome di pura fantasia. La famiglia Auersperg è una famiglia conosciutissima, ci sono ancora oggi a Vienna i principi, in Slovenia, quindi non è estinta, no? Però in questo caso per ragioni politiche cambia completamente il nome, no? Ci sono altre famiglie sempre tedesche, i Prampero, Prankberg, che italianizzano il nome, no? Non lo cambiano completamente. I Spengenberg, Spilimbergo, i Kassenberg, Castello di Cassacco, gli Strasoldo, Strassau, no? Questa è una delle famiglie che invece cambia completamente. Ci può essere una ragione, perché era strettamente legata all'imperatore, tant'è vero che la famiglia di Cucagna sono nel patriarcato i camerari, vale a dire quelli che se manca il patriarca, se muore il patriarca, loro reggono il periodo intermedio, no? Non solo, ma sono, diciamo, il ministro delle finanze. Camerari vuol dire che hanno in mano la finanza patriarcale, no? E quindi questo probabilmente giustifica il fatto di integrarsi immediatamente anche come nome, no? In modo da avere un inserimento più facile nella società friulana, che, come voi ben sapete perché siete friulani, è una società molto difficile, no? Ecco, no? Non è cambiato assolutamente niente, no? Per cui quando uno arriva chiaramente è sempre riguardato, no? Ecco, no? E questa è una scelta. Poi la famiglia da Cucagna, Cucanea, no? Avrà poi un nome sempre di fantasia, perché il nome Zucco, anche quello è un nome di fantasia. I Partistagno, che a loro volta è un ramo, perché i Cucagna costruiscono anche il castello di Partistagno, e i Freschi, che sono l'ultimo ramo, che sono tuttora viventi. Anche i Freschi di Cucagna sono viventi, che sono quelli di Cordovado, no? E poi c'è il collegamento con la famiglia Valvasone, del castello di Valvasone, tant'è vero che l'unico quadro che esiste di questo castello risalente al XVII secolo è un quadro ad olio che è un soprapporta che si trovava nel castello di Valvasone. È un quadro che è un quadro di fantasia, come tutti i quadri che vengono fatti in quel periodo, perché il Ruder era abbandonato già da 250 anni e quindi ci si può immaginare che era completamente coperto da vegetazione, e allora il pittore va a... l'album dov'è? Sì, sì, così vi faccio vedere anche il coso, no? No, volevo semplicemente, prima ho iniziato parlandovi del sentiero. Il sentiero che avete fatto non è un sentiero naturale, è un sentiero pianificato, no? Noi qui abbiamo delle feritoie, no, sul castello, e delle aperture, e ogni apertura è giustificata dal posizionamento del sentiero, no? Oggi questo è difficile percepirlo perché la collina è completamente coperta da alberi, no? Ma noi dobbiamo immaginarci che la collina fosse esclusivamente senza un albero, no? Per avere il totale controllo della situazione. Allora il sentiero, che nel primo tratto è lastricato in pietra, ed è quello del XI-XII secolo, è stato in certi posti proprio scavato nella roccia, cioè è stata sbancata la roccia, no? In modo da poterlo posizionare esattamente in quel posto, perché quel posto era sempre sotto tiro da archi e balestre dei castelli, no? Quindi non c'è niente di esistente, è tutto pianificato. Questa è una macchina da guerra che deve funzionare come un orologio. Deve funzionare dal momento in cui uno da sotto comincia a salire,
perché io devo poterlo controllare già da sotto, no? E quindi è un sistema. Questo castello viene costruito, nasce nel 1027 con la costruzione del primo nucleo, adesso vedrete com'è lo sviluppo, e il castello di Zucco, che è un ampliamento di questo, perché questo castello, voi vedete che ha un cono molto ristretto, no? Una volta occupato la parte terminale, no? Per poter costruire bisogna costruire molto più in basso, no? Costruire molto più in basso ha degli svantaggi, perché si rimane in una posizione sfavorevole, no? La costruzione molto più in basso è questa, ad esempio. Questa che vedete qui alla mia sinistra è un palazzo che era grosso modo grande come quello lì che vedete lì, no? Perché ha le stesse dimensioni, no? Cioè quello, diciamo, questo qua, sì, questo qua, no? Uguale, ha le stesse dimensioni, ma è costruito molto più in basso, vedete? No? Cosa succede? Succede che da quel castello lì, no? Da quella torre lì, si può colpire questo, no? Il castello medievale è una macchina come le scatole cinesi, no? Cioè partendo dalle cinte più esterne si cerca di avere lo stesso grado di sicurezza. Perché? Perché pur essendo la stessa famiglia a occuparlo, questo era occupato da 3 fratelli, ognuno aveva un pezzo, però come cosa in Furlanie, al mio non fidarsi neanche dai frades, no? E questo giustifica diciamo, il grado di sicurezza molto equilibrato del castello, no? È un rischio costruire un pezzo più basso. Allora è meglio invece andare, se uno deve allargare la propria... ecco, questo è il quadro che voi trovate era nel castello di Valvasone, oggi è a Firenze in casa di Ettore di Valvasone. L'unica cosa che è molto fedele è la torre che è rimasta tale quale. Qui vedete che aveva la merlatura sopra, visibile ancora, no? Quindi nel 1700 era ancora visibile, mentre tutto il resto è di fantasia. Vedete quei tetti inclinati e il palazzo che sembra un condominio con le finestre regolari, quello è di fantasia, perché si vede che era già completamente rovinato. L'elemento interessante che vi avrei fatto vedere salendo lungo il sentiero è quel muro con le torri scudate, vale a dire le torri aperte a C su un lato, no? È particolarmente interessante perché significa che i 2 castelli, Cuccagna e Zucco, sono collegati da questo muro con queste torri, no? Vale a dire sono 250 metri di unico castello, se uno lo vede dalla pianura o se lo vede dal punto di aggressione e di invasione che era il passo di Long, che è qui sopra, no? Quindi se qualcuno entrava dal passo di Long in Friuli, no? E ci sono entrati in parecchi, arrivando a Canebola vedeva una struttura lunga 250 metri. No? Perché i 2 castelli sono così distanti? Perché è la conformazione della collina, no? Cioè, qui è una cresta rocciosa, no? Che scende e poi arriva e poi c'è un pendio molto più forte, no? E quindi è stato scelto questo, no? Altrimenti avrebbero potuto scegliere più vicino, no? E qui c'è tutto il legame tra la morfologia del sito, la geologia, come sono disposte le pietre, come si cava la pietra, è tutto un sistema, no? Per cui scegliere un castello non è solo che dice mi piace costruirlo lì, no? Ecco, no? È tutto un sistema, no?